finalmente ho trovato la mia vera strada, ho trovato la mia missione. Io sono utile al mondo. La storia di Lisistrata è quella di una donna che desidera la pace. Per farlo è pronta a sacrificare il proprio piacere e quello delle sue concittadine per convincere gli uomini alla pace duratura. La commedia, scritta da Aristofane, è ambientata ad Atene nel 411 a.C., ma la ricerca della pace è un tema attuale. A portarne in scena una rivisitazione è stato il gruppo artistico teatrale di Moneglia. Siamo un gruppo a livello amatoriale che ci incontriamo molto anzi diciamo che siamo abbastanza vivaci perché non ci fermiamo un momento, finito uno spettacolo cerchiamo subito di metterne in piedi un altro per poter organizzare, perché soprattutto noi, diciamo, la nostra finalità è stare assieme, per vivere assieme un momento bello, occupare il tempo in maniera di divertimento, però anche di un certo impegno, ma soprattutto anche per finalizzare gli spettacoli. Noi di solito finalizziamo tutti i nostri spettacoli ad opere benefiche. Le offerte andranno infatti all'ospedale Mama Ashu di Chacas in Perù. Questo è finalizzato alla raccolta fondi per il gruppo dell'associazione Matto Grosso che opera in Perù. Mi ha commosso molto, io non ho conosciuto personalmente questa dottoressa che mi ha scritto, però mi ha scritto in una maniera tale che mi ha commosso come lei parla dei poveri, perché la parola povero è una parola che cioè sulla bocca delle persone non esiste, hanno paura anche a sentirla, però il povero c'è ed esiste, e questa parola mi ha colpito tanto, quindi abbiamo deciso di finalizzarla a loro proprio per far arrivare qualcosa a questi bambini e a queste persone.